Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Allora, partitona oggi? No, è stata una partita intensa, noi siamo partiti forti, siamo riusciti ad avere il doppio vantaggio, per cui il primo tempo siamo riusciti a gestirlo bene, il secondo tempo il Treviso ci ha messo in difficoltà, abbiamo dovuto soffrire, abbiamo avuto anche le opportunità per chiudere la gara, non lo abbiamo fatto e quando succede così con una squadra forte come il Treviso puoi anche soffrire fino alla fine. È stato anche complicato, insomma, anche perché dal punto di vista fisico, essendo la prima partita di campionato, i giocatori sono arrivati un po' stanchi verso la fine della partita, insomma, anche per questo. È chiaro che poi quando giochi subito così una partita, fra virgolette, così intensa, la prima di calendario, è normale che ne possiamo anche risentire. Aveva preparato così la partita, nel senso cercando di mettere subito in difficoltà, di premere sull'acceleratore dai primi minuti? Direi di sì, noi abbiamo cercato di aprire Mauri a sinistra, lui il primo tempo è stato molto pericoloso, ha messo in grande difficoltà il suo marcatore e ci ha dato delle opportunità importanti che noi siamo riusciti a sfruttare subito. Senti, un po' anche come contro l'Est, no? Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo, abbiamo fatto 3 gol, potevamo fare anche 4 gol all'inizio del secondo tempo, abbiamo preso per la traversa, poi siamo andati un po' in affanno, soprattutto con Niago, che sembrava Niago contro tutti, la difesa, oggi o no? Diciamo che sì, noi siamo partiti forti, siamo partiti molto forte e abbiamo tenuto un ritmo importante per buonissima parte del primo tempo, quando credo che in quella situazione lì abbiamo meritato il vantaggio e poi è normale che tenere quei ritmi per tutta la partita non è semplice. Ecco, vedendo così le due squadre, secondo lei potrebbero essere protagoniste di questo campionato per quanto riguarda, non dico il vertice, ma insomma la parte alta della classifica? Io penso di sì, anche se poi è la prima giornata e poi bisognerà vedere come si evolve il campionato, perché dirlo così, sicuramente sono due squadre che hanno dei valori importanti, per cui sicuramente possono far bene, però poi il campionato di Serie D è sempre difficile, ogni gara è una storia a sé, per cui sarà il proseguo del campionato che poi ci dice il vero valore delle squadre, sia della nostra che del Treviso. Direi che oggi è difficile vedere uno, tra i 22 mi ci metto anche quello del Treviso, che non abbia fatto il suo. Oggi è stata una partita a volte anche un po' troppo spezzettata, cioè era molto sentita anche agonisticamente. Poi la cornice di pubblico era stata una partita sentita, per cui magari c'è stato anche qualche errore tecnico da tutte e due le parti, qualche scontro anche fisico, come nella migliore tradizione delle squadre, delle partite importanti della Serie D. Però credo che sia stata una partita intensa, piacevole, con capovolgimenti di fronte, con occasioni da una parte e dall'altra. Penso che il pubblico si sia divertito. Noi, ripeto, abbiamo fatto il nostro risultato perché secondo me abbiamo avuto un approccio migliore del loro. Molto bene il centrocampo, e i nostri due, devo imparare un po' i nomi, Buracci e Burato, giusto? Hanno fatto molto bene. E a me personalmente è piaciuto anche molto Aliu oggi, perché ha combattuto, tenuto non farei classifiche di merito oggi, perché credo che la squadra tutta ha fatto una buonissima gara. Mi sono piaciuti gli equilibri della squadra, in alcuni momenti li abbiamo persi, sono stati bravi i ragazzi a recuperarli facendo una grande fatica fisica, ecco, per cui, come diceva prima il signore, fare questi sforzi all'inizio della stagione non è facile, i ragazzi ci sono riusciti e bisogna fargli complimenti. Filippo, ci hai abituato a sti gol così, tanto per domenica un gol strepitoso contro l'Est, oggi un gol strepitoso contro il Treviso, insomma, meglio così. No, sì, sono contento per il gol, ma più contento ovviamente per la vittoria.
era una vittoria importante, era importante partire bene e l'abbiamo fatto e ora dobbiamo continuare così perché siamo sulla strada giusta. Avete approcciato meglio sicuramente la partita rispetto a Treviso. Sì, noi siamo partiti molto bene, abbiamo giocato bene soprattutto il primo tempo, abbiamo creato tanto. Anche il secondo tempo in realtà abbiamo avuto un paio di occasioni per chiuderla, quella di Beltrame, la traversa, anche la mia, poi ho calciato male, però nel complesso abbiamo fatto un'ottima partita secondo me, siamo stati sempre sul pezzo e niente, dobbiamo continuare così perché abbiamo fatto veramente una bella partita. Senti, il ruolo tuo oggi, cioè c'erano Buraci e Buratto, questi nomi parlano un attimino, che erano i due mediani sostanzialmente, tu avevi più libertà, diciamo così, di puntare verso la porta, no? No, sì, io nasco come mezzala. Anche per caratteristiche, sì, chiaramente. quindi giocando con questo modo insomma ho più libertà di spingermi in avanti, quindi mi fa esaltare le mie caratteristiche, quindi sicuramente ne giovo di questa situazione. E poi comunque sta a noi metterci nelle migliori condizioni per far bene. Nel secondo tempo troppa sofferenza? No, secondo me siamo stati bravi. Ovviamente non si può comandare la partita 90 minuti. Siamo stati bravi a soffrire perché le grandi squadre fanno anche quello e siamo stati bravi a portare il risultato a casa. Ecco, così al di là della partita è iniziato un campionato, sotto che aspettative da parte tua? Ma siamo partiti sicuramente col piede giusto. Ovviamente il nostro obiettivo è quello di fare il meglio possibile e cercare di arrivare alla fine con questa determinazione, con questa voglia di vincere ogni partita. Ovviamente non sarà facile perché ci sono molte squadre forti, però noi cercheremo di arrivare là in fondo e fare il meglio, insomma. E dal tuo punto di vista personale, così Dal mio punto di vista personale ovviamente cerco ogni anno di migliorare sempre di più, però l'importante è il gruppo, la squadra, quello che riusciamo a fare tutti quanti insieme, poi alla fine si vedrà. Ecco, appunto secondo te, al di là della vostra squadra, Treviso e altre, chi potrebbero essere insomma le squadre che lottano per la promozione? Ci sono tante squadre forti, ripeto, in questo campionato. Quest'anno sarà un campionato molto duro, molto difficile, ci sono tante squadre, il Treviso, il Charlis, la Luparense, ci sono comunque tante squadre attrezzate e noi cercheremo di fare il meglio possibile per arrivare in fondo e essere lì in alto. E com'è giocare due fratelli nella stessa squadra? No, bene, ci troviamo bene, abbiamo iniziato l'anno scorso la prima volta, ci siamo trovati bene, comunque abbiamo un ottimo rapporto, quindi no, sicuramente è bello. Ecco, tornando un po' alla partita, Treviso recrimina per un presunto fallo da rigore su sottovia. Sono episodi, io sinceramente dal campo non ho visto molto bene, devo riguardarlo, però sono episodi, l'arbitro ha valutato così e sicuramente a noi magari è andato bene, non lo so, devo rivederlo. Ecco, si lavorerà soprattutto anche dal punto di vista atletico, l'impatto è stato importante, una partita importante, già subito la prima di campionato era anche difficile da gestire, no? Sì, certo, poi con questo caldo sicuramente le prime partite sono le più difficili e noi abbiamo lavorato bene in ritiro, abbiamo fatto una buona preparazione e quindi stiamo cercando insomma di raggiungere il 100% della condizione, però stiamo bene. Prossima partita, se non erro, a Montecchio, un campo particolare, insomma, cioè nel senso non facile da andare a vincere l'Inter. Sì, è un campo difficile, lo sappiamo, loro sono un'ottima squadra, anche oggi hanno pareggiato con Charlis, esatto. Quindi anche il risultato di oggi lo dimostra. Noi cercheremo di andare lì, fare la nostra partita e provare a vincere.